Bella raga, ciao a tutti, dal comandone veneziano. Allora, tiriamo su Pro Cycling e il picco di forma è finito, bellissimo. Gode, siamo alla gara per sempre Alfredo. Gara. Io non sono per niente forte sulle gare così, quindi prevedo vaneggi importanti. Non credo neanche essere il capitano, teoricamente. Beh, in realtà sono il migliore. 77, pianura 62, mamma mia, sono una pippa atrocissima. Andiamo. Bella raga, andiamo subito, questa gara unica ce la spariamo tutta insieme. Cadete a velocità. Il mio lead, a me non pare che io sia al servizio di qualcuno, ma io sono il cubo, ragazzi. Cazzo volete, cazzo volete. Pippo Ridolfo. Me lo godo Pippone. Ok. Tan 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 tan. Ma non me ne... Ah, non me ne fotte un cazzo. 25 km, vabbè, mi stanco troppo. Cioè, sì, per carità, è vero che devo far punti. Dai, tiriamo 25 km, abbiamo bisogno di punti, dai. Arriviamo ai 25, facciamo così e basta. Dobbiamo fare un lavoro di squadra se vogliamo aumentare velocemente di livello. 8, dai, cazzo, però. 9, 10. Ok, quindi stiamo completando l'obiettivo del nostro lavoro. Sì, che ci sono comunque gare che non vinco neanche per sbaglio. Cioè, non sono neanche le mie gare, qua proprio devo aiutare i compagni, dai, non facciamo gli stronzi. 3, 24. Ok, perfetto, bravo Cuba. Adesso riposiamoci. Pa, 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 para, pa. Proprio una gara che non è minimamente nelle mie corde. Non arrivo proprio in pianura, cioè per velocisti, raga, per velocisti. Qua ce l'ho. Vediamo un po' cosa combiniamo. Tanto il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Poi proverò a scattare. Io devo fare le vittorie da finisher. Cioè, scattare quei 5-6 km prima per poi batterli senza far lavorare. Dovrebbe essere così. Adesso non è che non sono stra esperto di ciclismo, lo seguo più una volta. Ai tempi di Pantani, coso, la Urlich, Armstrong, che va bene, siamo belli. Da eroe a boh. Guarda che veloci che sono i ciclisti, ragazzi. Siamo più veloci della Formula 1. Attenzione, attenzione. Attacca Galimberti, ragazzi. Se attacca Galimberti, sono dolori. Madonna, che do coglioni. Dov'è Ridolfo? Mi ha rotto il cazzo. Cioè. Io vado per i cazzi miei, io me ne sbatto il cazzo. Io ci provo. Il Cuba è così, è molto arrogante, il Cuba non è molto amato nel gruppo. Dai, venezianone. Regalaci il The Dream. Che il Cuba a pezzi, in pianura non è capace. Il Cuba non è capace. Sta morendo il Cuba, guardalo, guardalo. No, no, proprio è impossibile poter vincere in una gara così. Per noi.
Non sfruttare qualche cagata degli altri, ma... Il Cume spinge, il Cume ci prova, ma... Il Cume prova spinta, il Cume ci prova, ma non riesce. Non riesce, non ha la potenza. Il Cume non ha la potenza, signori. Non ce la fa. Non siamo in grado in queste gare, è giusto così. Non sono queste le mie gare. Ha vinto Niccolò Bonifazio. Mamma mia. Nulla di eclatante, purtroppo. Ciao. Però qualche punto me lo sono fatto con il lavoro sporco. Eccellente, perfetto, godo. Adesso abbiamo tra 3 settimane questo. In Turchia. Andiamo. Tra poche ore c'è la finale di Champions, ragazzi, sono in panico. Eccoci qua, ragazzi. In realtà non devo fare il turno, il tour turco, ma quello ungherese. Allora andiamo a vedere un po'. Calendario. Eccolo qua, il tour d'Ungheria. Tutte tappe di pianura, l'ultima però è la decisiva. E speriamo di arrivarci bene a questo punto. Ok, dovrei essere io il capitano, credo. Beh, sicuramente sono il migliore montaggio. Sì, non dovrei essere comunque il migliore. Va bene, corsa 3D. Una buona forma, insomma, una forma non spettacolare, da un po' che non gareggio, ci sta. La Nova Norris, vediamo tra i favoriti del giorno. Vabbè, ma chiaro, non posso essere anche Pirlotto. Questa è una corsa per velocisti. Sono curioso di vedere quale sarà il primo, come si dice, chi c'è di forte. Non ho visto. Diciamo qual è il mio obiettivo all'inizio. Spero di stare nelle retrovie, ecco. Tour d'Ungheria. Il Ferenc Puskás Tour. Vai. Ok. Perfetto. Allora, adesso godo. Ci becchiamo dopo. Raga, mi sono perso la prima tappa, ma non è senso nulla di nulla, quindi queste sono gare, ripeto, non per noi, quindi è chiaro che è difficile. Adesso però, insomma, almeno registriamo se sono le prime gare e vediamo cosa riusciamo a combinare. Non siamo in una gran forma, ripeto, gare in pianura così, sono proprio l'antitesi comundiana. Adesso proverò a spingere un po'. Io ci provo. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. 10 kilometers to the finish line. The pack is back on level terms with the breakaway group. Vediamo Veneziano cosa combina. Se proverà a fare qualche pazzia. Le classiche pazzie comundiane. Vediamo il Cume se prova a spingere. Attenzione, il Cume ci prova. E il Cume ci prova. Vabbè, ma sti qua, ragazzi. I fenomeni. Qua c'è un po' di casino, vabbè. Vediamo se il Cume riesce a fare qualcosa di buono, ma è impossibile. Io ci provo anche, ragazzi. Attenzione. Attenzione, adesso mi massacrano tutti. Boom boom. Dai. Great victory! He didn't overextend himself. He was certainly the smartest today. Ok, buono. Neanche tra i primi 20 ci sta. Però intanto mi sto testando per gli scatti come andiamo in montagna. E la so cazzi. E la so cazzi per tutti. Ah, siamo sempre là, perfetto. Vai raga, mancano 11 km. Sta piovendo qui in Ungheria. Nella mitologica Ungheria. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. 10 Guarda kilometers. come corrono sti qua per tirare le volate.
teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass Quanto sprint. vorrei, il Cume ne ha vinte anche di gare così in volata partendo prima, ma è un Cume ancora troppo giovane. The riders are entering the last Siamo veneziano, prova a spingere, prova a beffare tutti, ma non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa il piccolo Cume. Purtroppo siamo scarsi. Guardalo, guardalo. Dai, ciao. few riders at the back are beginning to stall. He managed the sprint like a master of his Niente, craft. non riusciamo a finire tra i primi 20, sarebbe importante, dai. We're waiting for the tail enders. Avrebbe molto morale. Abbiamo ancora 2 tappe, ma l'ultima è la tappa super. Ok, niente, queste non le possiamo vincere, è così. Siamo 28esimi per il momento e 14esimi nella classifica giovani. Che bello. Ho capito, non riesco, adesso stai calmo che avrò una tappa di montagna tra poco. Poi ragazzi, questa un po' di montagna c'è, però torniamo in pianura, chiaramente non potevo scattare perché è impossibile, mancavano troppi chilometri. Prova a partire prima. Vediamo se è fattibile. Questi qua corrono troppo, quello è il problema. È impossibile. The teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. È proprio it's impossible. Chilometri. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Siamo in 34. No, non devo, no, è devastato il Cume, cazzo. Watch out, a team leader is falling behind. Il Cume è devastato, peccato. Prova a spingere il Cume, vediamo se riesce a guadagnare qualche posizione. Che combina veneziano. Ah, vediamo, ci siamo finiti tra i primi 20. Non credo, no. 19esimo. Oh là, molto bene. Bravo, vedi, dove c'è montagna, il Cume si sveglia. Tanti erano stanchi e li abbiamo beffati. Godo. E adesso ragazzi arriva il tappone. Arriva il tappone. Il mega tappone. Ok, globale. Siamo 17esimi, bene. E sesti nella classifica giovani. Godo, adesso sarà contento. Perfetto. Punti che arrivano. Adesso tappone finale, ragazzi. Tappone finale in questo tour ungherese. E qua, tutto è possibile. Adesso capire attivare il picco di forma adesso, però. Vediamo le gare che ho dopo. Cerchiamo di capire. Tanto è in corso il Giro d'Italia, poi andremo a vedere chi vince, sono curioso. Mamma mia, bel tappone questo, eh? Allora, vediamo un attimo. Calendario. Il Tour d'Estonia, che però, sinceramente, perché devo fare sto tour? Dio Cristo. Vabbè, facciamo, cioè, non ha proprio senso sto tour. Vaffanculo. Niente, devo farlo. Va bene. Dopo qua c'ho i campionati italiani. Avevo il tour rumeno che è anche bello. Io lo farei qua sinceramente il picco.
Vai. Andiamo, raga. Tappa alpina, tappa dura. Raga, inizia la parte finale e vediamo un po'. Adesso voglio mettermi bello davanti, la forma c'è, ho tutto per poter far bene questa tappa, Andiamo, ragazzi. Mi deve portare su Brand, mi deve portare. Vai Brand. Salazar has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Portami su Brand, portami su. Ok. E adesso, ragazzi, iniziano le pendenze. 10 kilometers remaining. Devo avere occhio perché non deve scattarmi nessuna attenzione. No, non voglio star così dietro. Però Brand non ce la fa più. Brand è finito. Brand è finito. E vediamo chi ha più birra in corpo adesso. Veneziano ovviamente non è tra i favoriti, ma ci sta. Veneziano prova a scattare il glitch. Attenzione, il Kuma si sta tentando. 6 km, attenzione, Veneziano ci prova. Veneziano prova a sgattaiolare. Vediamo. Eccolo qua il Kuma. Eccolo qua il Kuma. Aspetta un attimo, però qua io voglio immortalarlo, poi capiremo se sarà questa. Ma sono ancora pendenze che non mi piacciono. Sono ancora pendenze che non mi piacciono. Vai. Se il Kuma riesce a recuperare. Nel Brand ci prova incredibile Brand. Vuole rompere il cazzo, Brand. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Il Kuma non recupera più. And he moves on to the attack. Devo scattare, non posso permettermi. Dai Kuma. Faccio fatica, non sono ancora ai livelli di poter vincere una tappa così. Purtroppo. Non siamo ancora pronti. Non siamo ancora pronti, raga. Great stuff. Però non male. Really paid off, and their sprinter brings home the bacon. We're waiting for the back markers who appear to be fairly numerous in this difficult race. Voglio immortalare un Kuma stanco, ma che comunque riesce a ottenere un buon piazzamento. Dai. Quarti. Bravo Kuma. Va bene così. Onestamente non potevo fare di più. Un buon quarto posto che mi darà morale, punti. Vediamo classifica giovani, ma speriamo, magari l'ho vinta, chissà. Però non ho mai dato l'impressione di poter vincere questa tappa, purtroppo. Vince Michael Froling Honoré. Podio, vediamo. Allora, vince la tappona, quarto nella zona, 38 secondi comunque. La generale, va bene, quarti, perfetto. Classifica scalatori, fotte sega. Appunti, fotte sega. Giovani, terzi. Sto qua è un giovane che sto qua, purtroppo. A squadre, sesti. E finisce qua. Un buon quarto posto in Portogallo, comunque me lo godo. Va benissimo. Mi prendo bei punticini, eccezionale, terzo giovani. Perfetto. Strafelici e godo. Ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video, ci faremo sicuramente il Tour d'Estonia.
Qua i campionati mondiali, i campionati italiani, penso sia cronometro e no, in linea diciamo, e vediamo se riusciamo a fare anche il tour rumeno. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!